Bentrovati con Mosaico da Lonigo, perché in questa puntata l'OGD Pedemontana Veneta e Colli ci porterà a scoprire le bellezze e i tesori artistici di questo territorio. Nel cuore della regione Veneto si estende la fascia collinare della Pedemontana Veneta, una zona caratterizzata da paesaggi incantevoli, da splendidi borghi storici e dalle note ed eleganti ville venete. Proprio come quelli che si possono trovare visitando il territorio di Lonigo, comune della provincia di Vicenza al confine con il Veronese, popolato da circa 16.500 abitanti, detti leoniceni. Cominciamo questa puntata in compagnia del presidente dell'OGD Pedemontana Veneta e Colli, Nicolas Cazzola, quindi una puntata nella quale andremo a scoprire le bellezze del territorio della città di Lonigo, proprio perché lo scopo proprio della Pedemontana Veneta e Colli è quello proprio di valorizzare questo bellissimo territorio che abitiamo. Lonigo è una bellissima città, siamo nel cuore dei Colli Iberici, è una città che ha aderito con entusiasmo all'organizzazione Pedemontana Veneta e Colli. Qui troviamo ville venete, luoghi della fede, santuari e tanti percorsi da fare sia a piedi sia in bicicletta. Anche perché lo scopo di questo speciale è anche proprio quello di far conoscere le bellezze di Lonigo del territorio, ma anche proprio di invogliare a venire a vederle. Lo scopo è proprio quello di promuovere questo territorio, questa città di Lonigo, e di promuovere il territorio della Pedemontana Veneta e Colli nel suo insieme, e dopo questo periodo di emergenza di far uscire le persone da casa e anche le famiglie per ritornare alla normalità. Allora andiamo a scoprire le bellezze di Lonigo. Cominciamo allora a conoscere Lonigo, la sua storia. A tal proposito al mio fianco una guida turistica, Francesco Mazzai, la persona più adeguata proprio per introdurci dal punto di vista storico. Partiamo proprio dall'origine del nome, Lonigo. Da dove deriva? Sembra un nome strano Lonigo, ma abbiamo almeno due ipotesi sull'origine di questo nome. Una più storica, legata alla presenza in questa zona di una famiglia romana, i Leonici de Flavi, che si sarebbero appunto instaurati in quest'area e avrebbero dato il loro nome al nuovo insediamento, e poi una un po' più leggendaria, se vogliamo, legata al fatto che Lonigo avrebbe potuto essere fondata sotto il segno della luna. Diciamo che di entrambe queste etimologie rimane traccia nel simbolo, nello stemma della città, che è un leone rampante che tiene nella sua zampa un quartino di luna, quindi per ricordare entrambe queste ipotesi. Il nostro viaggio alla scoperta di Lonigo parte da Palazzo Pisani, situato sulla piazza principale di Lonigo. Commissionato dai fratelli Pisani, fu edificato nel 1556. Siamo all'interno della sala di rappresentanza, una sala che viene utilizzata spesso per incontri, matrimoni, eventi. Cerchiamo un po' di fare una sintesi della storia di questa splendida località. Le radici della nascita di Lonigo sembra siano molto antiche. Abbiamo delle tracce di sicuro di epoca romana e addirittura alcune fonti collocano la nascita di Lonigo addirittura prima dell'arrivo dei Romani, quindi all'epoca dei Paleoveneti. Però se vogliamo fare un riassunto dobbiamo focalizzarci su tre grandi periodi che hanno caratterizzato uno sviluppo e un'importanza della nostra città. Il periodo medievale, di cui rimangono le tracce del castello con la grande torre che noi chiamiamo torrione, ma anche con altre tracce della cinta muraria e altre fortificazioni. Il periodo cinquecentesco, noi ci troviamo all'interno di un palazzo costruito in questo periodo, il periodo delle ville Pisani e di Palazzo Pisani, di questa famiglia veneziana che decide di investire in questa campagna, nella campagna attorno a Lonigo, e che quindi lascia delle tracce e muove uno sviluppo cittadino molto importante. L'ultimo grande momento storicamente di crescita impetuosa per Lonigo è l'Ottocento. L'Ottocento per Lonigo è molto importante per vari motivi e riceve la città le tracce, e le porta ancora, di questo sviluppo. Il parco ippodromo che caratterizza la città, questo parco circolare di una forma molto particolare, sviluppato per essere un galoppatoio per i cavalli che venivano venduti alla grande fiera, il grande teatro comunale, i portici che caratterizzano l'entrata nella piazza Garibaldi, ma anche la grande chiesa, il Duomo, per concludere poi con la villa Giovannelli, che è l'ultima grande villa ottocentesca del Vicentino. Sono adesso in compagnia del sindaco di Lonigo, Luca Restello. Stiamo parlando di Lonigo, questa splendida località all'interno proprio della Pedemontana, una località, dicevamo, che è veramente tutta da scoprire, ma è proprio una località alla quale invitare i nostri telespettatori. I Pisani, questi grandi signori veneziani, quando hanno ben pensato di investire i loro soldi, hanno cercato di investirli accuratamente come tutti i veneziani.
E quindi un territorio meraviglioso, ricco d'acqua, e quindi hanno pensato subito a ottimizzare le loro risorse, 1200 campi, e poi alla morte del loro papà i 3 fratelli hanno ben pensato di rivolgersi ad alcuni architetti poco conosciuti, Palladio, Scamozzi e San Micheli. In una città avere il privilegio di avere architetture mondiali, studiate in ogni angolo della terra, in un così piccolo spazio territoriale, proprio perché i fratelli vollero avere ognuno una villa. Allora ecco la villa del Palladio, poi questa villa centrale nel paese che dava sfarzo chiaramente alla potenza dei pisani, ma volevano anche accontentare il terzo fratello, ed ecco quindi la rocca pisana dello Scamozzi. Io credo che gli ingredienti per venire a Lonigo, stare qui con noi e avere con piacere gli occhi, la mente e il palato siano assolutamente assicurati, e quindi vi aspetto. Lonigo è anche un centro ricco di attività, di negozi, di bar, ristoranti pronti ad accogliere i turismi. Intanto raggiungo questo tavolo dove ci sono alcuni ospiti del nostro speciale, tra i quali Alberto Zucchetta, che è proprio il manager commercio del distretto Terre del Gua. Quindi c'è proprio un legame stretto tra commercio e turismo. Il distretto del commercio Terre del Gua, che comprende il comune di Lonigo, Alonte e Sarego, nasce proprio con la voglia con l'intento, con lo scopo di collegare commercio, turismo e rendere più attrattivo il territorio. Ormai insomma siamo nel pieno delle attività, grazie anche a un finanziamento regionale a cui è stato ammesso il distretto, che permette di fare alcuni investimenti di vario tipo. Tra questi abbiamo praticamente appena lanciato da pochi mesi il sito Visit Terre del Gua, che è proprio una vetrina per poter coinvolgere i visitatori e per poter apprezzare sia l'offerta commerciale, quindi si possono vedere tutte quante attività commerciali presenti qui nei 3 comuni, e anche ovviamente l'offerta turistica che è trasversale e intercomunale. Come stanno le attività di Lonigo? Le attività di Lonigo, Sarego, Alonte, come tutte quante attività economiche in questo periodo, insomma, hanno sofferto, però non si sono arrese, ci stiamo dando da fare per ripartire. Abbiamo di fatto messo in piedi un corso di digital marketing proprio per cercare di utilizzare queste tecnologie. È prevista un'iniziativa sul neuromarketing, su come comunicare il territorio in maniera emozionale, che è un progetto innovativo sicuramente per la nostra area. E nel centro di Lonigo è presente uno dei teatri per me più belli del territorio vicentino, il Teatro Comunale. Francesco, ben ritrovato. Intanto, cosa ci puoi dire di questo teatro? Torniamo a più di 100 anni fa, agli anni 90 dell'Ottocento, quando fu inaugurato, in linea con lo stile del tempo. È un teatro, possiamo chiamarlo un teatro bomboniera, volendo. Fu inaugurato dopo che la nobiltà, più che la nobiltà, la borghesia cittadina decise di offrire, attraverso il Consiglio Comunale, un teatro pubblico per la gente, per il popolo. Un teatro che è stato restaurato nella seconda metà del Novecento e che ora risplende di nuovo. Una piccola curiosità: il sipario, che oggi vedete rosso, in origine era un sipario bellissimo dipinto con tutti i monumenti della città di Lonigo. Mi sono spostato dal centro di Lonigo in località Bagnolo, precisamente sono sulla pista ciclabile che costeggia il Gua. Qui ho trovato Giorgio Nicolin, presidente del Consiglio Comunale, con una sua bici storica, perché è del 1970. È veramente un luogo ideale per venire qui con la propria bicicletta. Questa pista è stata voluta dall'amministrazione. Vieni giù da Valdagno, tutto lungo il Gua, tutto lungo l'Agno, proseguirà prossimamente per Zimella e in collegamento con Cologna. Quindi ci sarà tutto un percorso molto lungo, che poi questo percorso andrà a collegarsi con la Vicenza, la Treviso-Ostiglia. Qui dopo c'è un perfetto collegamento anche con tutto il tour dei Colli Iberici, perché c'è la possibilità di fare un tour dei Colli Iberici meraviglioso. Nella frazione di Bagnolo sorge l'incantevole Villa Pisani. Progettata dall'architetto Andrea Palladio dal 1541 e costruita tra il 1544 e il 1545 su commissione dei fratelli Pisani di Venezia, è forse l'opera più rappresentativa del periodo giovanile della sua attività. Un gioiello che dal 1996 fa parte della lista dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO e che ci viene presentato dalla proprietaria Manuela Bedeschi. Queste case venivano usate non solo
per il lato ludico e vacanziero della famiglia che scappava da Venezia e dalle zanzare di Venezia, ma era una casa di lavoro dove venivano a controllare i raccolti, a raccogliere i frutti che ne venivano, e quindi l'idea di casa lavoro era molto moderna e si collega alla contemporaneità e ad uno spirito imprenditoriale che è rimasto nelle abitudini della popolazione veneta. Da quando siamo diventati proprietari e custodi di questo bene, abbiamo cominciato un nostro programma di promozione dell'arte contemporanea per proporre al visitatore il contrasto tra i due stili. Qui ci troviamo nella loggia, alle mie spalle c'è un'opera di François Morellet, un grande artista francese purtroppo da poco mancato, che è stato uno dei tanti artisti internazionali che hanno partecipato alle nostre mostre. E questa è un'opera che ci accompagna da sempre, fin dall'inizio. Vi propongo l'opera di Mauro Staccioli che si trova all'esterno, una bellissima scultura di Cortin, purtroppo l'ultima realizzata dal maestro, che sembra leggerissima, appoggiata sulla mura, e invece è costato grandi lavori di installazione ovviamente. E poi sulla facciata principale l'opera di un'importantissima artista italiana, Grazia Varisco, ha interpretato la scala d'accesso alla villa con un'installazione di acciaio inox e riprende le immagini del cielo e delle nuvole che passano. Veramente una location elegante, la Villa Pisani, e vicino c'è anche una barchessa che è stata di recente restaurata dove poter alloggiare e mangiare. Da 3 anni abbiamo finito i lavori in questa barchessa che offre un piccolo art hotel e questo ristorante Osteria del Gua, cioè sul fiume Gua, che si occupa ovviamente di presentare, di proporre prodotti locali e che offre questa possibilità di stare all'aperto, a contatto con il giardino, quindi soprattutto il giorno d'oggi vediamo che è molto apprezzata. Un altro punto da non lasciarsi sfuggire a Lonigo è il santuario della Madonna dei Miracoli. Per saperne di più ho avvicinato la storica dell'arte, la dottoressa Simona Tozzo. Ecco, questo è un esempio di arte rinascimentale, ma poi anche un luogo dove nel 1486 è avvenuto un prodigio. Abbiamo le prime tracce già dall'VIII secolo e sappiamo che qui era comunque già presente un monastero benedettino, che poi nel corso dei secoli è diventato di proprietà degli Olivetani, e poi nel 1486 avviene questo fatto, che poi insomma è stato considerato miracoloso, in cui l'immagine della Madonna che era presente in questo luogo, che era abbandonato in quel periodo, è stata sfregiata e ha sanguinato e si è mossa. E da lì è diventato un luogo di devozione, di culto, e hanno cominciato ad arrivare insomma i primi pellegrini e a manifestarsi le prime guarigioni ad opera della Madonna dei Miracoli. Una fede che è tuttora viva, testimoniata anche dai numerosi ex voto presenti qua. Gli ex voto hanno cominciato a essere donati da subito, già dal primo miracolo, qualche giorno dopo, il primo miracolato Stefano Cavaccione da Zimella. Quindi quello che rende questo santuario particolarmente speciale, ecco, insomma, anche nel territorio ma anche a livello nazionale, è proprio la raccolta di tavolette votive. È una delle più antiche d'Italia ed è una anche delle più numerose. Ed è quindi un altro punto da venire assolutamente a scoprire qui a Lonigo. Un altro valido motivo per venire a Lonigo e scoprire il suo territorio è anche quello di degustare tutte le specialità enogastronomiche che qui potrete trovare. Ecco qua una tavola infatti imbandita che presenta proprio tutte le prelibatezze che caratterizzano l'offerta enogastronomica di Lonigo. Per saperne di più al mio fianco il direttore del consorzio Tutela Vini Colli Iberici e Vicenza, Giovanni Ponchia, perché innanzitutto Lonigo è veramente un luogo dove poter degustare ottimi vini. Hai detto bene, siamo proprio di fronte al Palazzo del Vino di Lonigo, che è la sede del consorzio dei Colli Iberici e Vicenza,
Colli Iberici sono un territorio vocato alla viticoltura che da tanti secoli ha sempre avuto la viticoltura tra le proprie attività principali dal punto di vista agricolo e oggi abbiamo qui di fronte a noi una piccola rappresentativa di quelle che sono le produzioni di punta delle aziende del territorio, quindi prevalentemente grandi vini rossi, anche adatti a un affinamento molto prolungato, a base del più noto Tai Rosso, più noto tra i vitigni autoctoni di questo territorio, ma anche tante interessantissime espressioni di vitigni bordolesi. È un territorio che in qualche modo, pur essendo molto ampio, riesce a avere un grande equilibrio tra la viticoltura, l'olivicoltura e i boschi, che forse la fanno da padrone, che ci distinguono un po' da altri territori. Sono vini assolutamente gastronomici, quindi ideali per accompagnare le numerosissime eccellenze enogastronomiche di Vicenza, che forse è un po' il vero scrigno del Veneto da questo punto di vista. Con noi è presente anche l'assessore al turismo e alla cultura della città di Lonigo, Francesca Dovigo. Ecco, abbiamo quindi scoperto veramente tutte le vostre peculiarità, quindi un grazie anche alla Pedemontana Veneta e Colli che ci ha permesso veramente di venire qua. Pedemontana Veneta e Colli ci dà modo di valorizzare anche i prodotti del nostro territorio. Con grande maestria di nostri produttori abbiamo allestito questa tavola per far vedere i nostri prodotti, quindi partiamo dal nostro riso, delle risaie di Bagnolo, poi i piselli d'Eco e poi abbiamo il nostro mandorlato. Quindi Lonigo vi aspetta. Lonigo vi aspetta, certamente. Ci spostiamo verso il monumentale ingresso dei fiumi progettato dallo scenografo di teatro Francesco Bagnara ed entrata d'onore della nostra ultima tappa, la Villa San Fermo, situata su un colle a circa 500 metri dal centro cittadino. A introdurci questo gioiello il direttore Claudio Vignato. Che cosa ci può dire dal punto di vista storico? Villa San Fermo nasce come monastero e nel 1500 viene acquistata dai contarini. Nel 1800 passa di eredità ai Giovanelli e diventa l'ultima grande villa veneta. Noi adesso siamo circondati da un parco secolare di 30 ettari. Oggi la villa ospita eventi sia privati come matrimoni, feste che aziendali, quindi anche riunioni, incentive, team building. In più abbiamo anche camere. Dalla Villa San Fermo concludiamo questa puntata di Mosaico che grazie alla volontà e all'iniziativa dell'OGD Pedemontana Veneta ci ha portati a scoprire il meraviglioso territorio di Lonigo. Una puntata che se vorrete potrete rivedere sul sito di TVA nella sezione Cultura. E allora, rinnovando ancora una volta l'invito a venire a vedere le bellezze di Lonigo, io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi do appuntamento alla prossima puntata di Mosaico. Arrivederci.